लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. Buongiorno squadra, allora 900 metri di dislivello, 6 ore di percorso per 13 km e passa, facciamo il giro ad anello del Monte Iof. Allora la macchina l'abbiamo parcheggiata qui e qua inizia l'attacco del sentiero, veramente super comodo. Partiamo! Il percorso inizia quasi subito in falsopiano, regalandoci una bella vista sopra la diga di Ravedis. Percorriamo poi la Val di Sant'Antonio fino ad incrociare l'omonima chiesetta restaurata con cura e maestria nel 1989. Qui troviamo un pannello illustrativo che ci racconta un po' la sua storia e foto incredibili delle farfalle che popolano la vallata, tantissime e bellissime. Allora, che il sentiero fosse lungo lo sapevamo già, adesso siamo arrivati al bivio, dobbiamo svoltare a destra e ci vuole ancora 1 ora e 40 per raggiungere il Monte Iof. Allora, abbiamo fatto questo ometto qua perché la deviazione non è ben chiara. Il segnale è qui dietro l'albero, però venendo su non si vede, quindi sappiate che quando arrivate in questo punto dovete tenere la destra. Ad un certo punto scendiamo un po' per imboccare un lungo traverso a ridosso delle pareti rocciose di quota 1224. Un consiglio che noi vi diamo è quello di prendervi del tempo una volta raggiunte le alture, dato che vi è la possibilità di esplorarle uscendo dal percorso, senza però mai perderlo di vista, e scoprire scorci e panorami bellissimi lungo continui giochi di sali e scendi tra piccole creste e dorsali. Monte Iof raggiunto, la vista da qua è incredibile e si affaccia sul Friuli Venezia Giulia. Noi lasciamo adesso il sassolino come sempre, chi lo trova lo porta su un'altra vetta e noi continuiamo con il percorso perché ce l'abbiamo ancora abbastanza lunga, circa 3 orette di camminata ci sono tutte. E fino adesso il percorso ci è piaciuto molto, è abbastanza vario, non è una salita particolarmente faticosa, si sale per l'amor del cielo, però non è particolarmente impegnativa. E niente, andiamo avanti e vediamo come procede il tutto, giusto? Boh, allora andiamo avanti. Superata Maga Iof incominciamo a scendere, ma le sorprese non finiscono perché attraversiamo una quantità di ambienti, il più bello di tutti un bosco di faggio e pino nero. Allora, quando arrivate a questo punto, all'altezza di questa signora, dovete girare... Ah no, scusate, all'altezza di questa panchina dovete girare a sinistra e Cristina indica, ecco. Si scende giù di qua e si continua lungo il sentiero numero 983, mentre andando giù a destra c'è la strada bianca. Noi abbiamo deciso di continuare lungo il sentiero. Come sempre, alla fine vi mettiamo alcuni dati tecnici e la traccia sulla cartina tabacco in modo che non vi perdiate, come normalmente succede a me quando non sono con quel GPS di mia moglie. Grazie a tutti per seguirci, iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima! Sabato scorso eravamo sulla zona di Clout e abbiamo trovato il famoso sassolino da portare sulle vette nelle cime del Friuli e oggi siamo qua sul Monte Chastelat
dove c'è un panorama mozzafiato che a parole non si può spiegare. Comunque lascerò qua il sassolino che ho portato con me, questa è la prova di averlo lasciato, e buona passeggiata a tutti, grazie e alla prossima.